Abbiamo un codice giallo a Santa Lucia di Piave in via Sicilia numero 22. Sì, non è cosciente, è una persona ipertesa ed ha avuto un malore improvviso, quindi te lo passo come un sospetto neurologico. Tra quanto possiamo mandare il paziente a fare la TAC? Questo paziente ha bisogno della trombolisi. Il sistema di teleconsulto neurologico permette di ottenere una valutazione condivisa della scala NIH Stroke Scale, che serve per valutare la gravità di un ictus, con un neurologo che si trova in una postazione remota, nel nostro caso presso l'ospedale di Treviso. La procedura di teleconsulto si innesta nella valutazione sanitaria ordinaria in questo modo. Dopo la valutazione standard del paziente, che viene appunto sottoposto a visita neurologica, prelievi del sangue per fare esami biomorali, misurazione dei parametri vitali e una TAC cerebrale senza mezzo di contrasto, se tutti i criteri predefiniti per effettuare la trombolisi e il punteggio NIH Stroke Scale sono compatibili, si avvia il teleconsulto dalla postazione PC utilizzando l'apposito applicativo. Viene innanzitutto compilato il form di richiesta di teleconsulto neurologico, che viene firmato poi digitalmente e inviato. A quel punto si effettua una chiamata telefonica per attivare il neurologo, che una volta entrato nella sua postazione ci dà l'ok per l'attivazione delle telecamere. A quel punto inizia il teleconsulto neurologico vero e proprio, con la visione reciproca mediante webcam e la valutazione del paziente in oggetto. Dal punto di vista tecnico, il sistema è costituito di due postazioni, una di chiamata e una di ricezione. La chiamata è quella locale e la ricezione è a Treviso, collegate tramite un sistema web che deve avere caratteristiche adeguate a supportare la trasmissione delle immagini. Ok Bruno, sono qui sul paziente, mi vedi? Benissimo. Bene, allora per cortesia sollevi l'arto superiore sinistro, bene, lo tenga così per 10 secondi. Benissimo, sì. Per cortesia segua questo dito. Potresti rivedere la motilità oculare? Verso destra ora, benissimo. Proviamo anche verso l'alto. Molto bene, perfetto, grazie. Sai. Allora Bruno, abbiamo una chiara differenza nella sensibilità tra il lato destro e il lato sinistro. D'accordo. Visto le prove per gli arti superiori e gli arti inferiori, se sei d'accordo adesso procederei nella valutazione del linguaggio e dell'esertria. L'autorizzazione del neurologo è comunque sempre necessaria per effettuare la trombolisi. In questo caso la possibilità di avere un'autorizzazione remota permette di non dover trasferire il paziente per effettuare questa terapia nelle ore che non sono coperte dalla guardia neurologica locale. Bene Marta, è arrivata la conferma del teleconsulto neurologico, quindi possiamo avviare la trombolisi.